Quale supporto scientifico ha indirizzato la scelta di dare priorità ai tamponi antigenici rapidi rispetto ai tamponi molecolari, al punto di diventare appunto centrale d'acquisto, anche per conto di altre amministrazioni? E quali evidenze scientifiche hanno portato il presidente Zaia ad affermare nella conferenza stampa del 16 novembre che saranno i test fai da te protagonisti degli screening in futuro? La mia domanda è questa, è possibile avere evidenza di questi dati, come in qualche modo abbiamo evidenza di dati diversi dal studio del professor Crisanti? Da ultimo una domanda da padovano: le ragioni di opportunità tecnico-scientifica che hanno portato allo spostamento del laboratorio di riferimento regionale per la microbiologia dall'azienda ospedaliera di Padova all'unità di microbiologia dell'azienda numero 2 USL della Marca Trevigiana, se ci sono degli elementi importanti su questo.